Un milione di monete non ti sembra esagerato? Un milione troppo per un tipo come te. Non ti scordo, sai cantare, saprei forse anche ballare, ma un milione troppo per un tipo come te. E io pago! Si riunisca il comitato, si proceda al conteggio convenuto, il compenso è il tuo operato. Si vedrà, si vorrà, si vedrà, si vorrà, Si vedrà. E io pago! 1 milione di monete è un prezzo esagerato, troppo per un tipo come te. 1 milione di monete a un dottore, un avvocato, a un ministro, uno scienziato, non a un tipo come te. Amministra uno scienziato, non un tipo come te. A un ministro, uno scienziato, non a un tipo come te. Come te, come te, come te, come te, come te. E io pago! Siamo in compagnia di Guido Sensi, consigliere alla provincia di Firenze, che insieme al senatore Achille Totaro del PDL ha raccolto tutta la documentazione sulle folli spese della provincia nei 5 anni del governo di Matteo Renzi. Da quanto tempo la vostra parte politica è al corrente di ciò che oggi denunciate? È da molto tempo, l'abbiamo denunciato molte volte, ma non solo noi, anche i Verdi, anche Rifondazione Comunista, è uscito molte volte sui giornali. Purtroppo c'è l'abitudine che i giornali si leggono una volta, poi la notizia muore, scompare, non si ricorda nemmeno di averla letta perché spesso si legge solo il titolo. Quindi queste notizie vecchie, tra virgolette, le abbiamo ritirate fuori tutte per metterle a giudizio delle persone e per ricordarle, perché come vedo molti non se ne ricordano. Allora, molti della sinistra sorridono accusando di essere stati in un certo senso complici degli sperperi del Renzi, in quanto il vostro silenzio nei 5 anni del suo mandato ha contribuito a favorirlo. E quindi guardano a questo dossier come ad uno spot propagandistico in vista delle prossime elezioni, piuttosto che ad un atto d'amore e di giustizia nei confronti dei cittadini. Cosa rispondete a queste accuse? Secondo me non hanno letto i giornali in questi anni. Abbiamo fatto più di 600 articoli a stampa dove moltissime delle cose del riporto sono già state enunciate e risposte. Se loro non leggono i giornali e leggono solo le notizie che gli interessano, non possono poi esprimere giudizi sugli altri se non hanno fatto il loro dovere. Certo, ma se dal primo anno l'andazzo era quello impostato su un evidente sperpero di denaro pubblico, voi come opposizione avevate l'obbligo di intervenire immediatamente e denunciarlo agli organi competenti. No, abbiamo fatto non denunce politiche, ora gli organi competenti, la Corte dei Conti, la magistratura stessa può anche intervenire su notizia di stampa. Noi a stampa siamo andati molte volte su tantissime cose. E faccio un esempio clamoroso: sono stati dati 5 milioni e mezzo di euro per un progetto wireless della provincia di Firenze nella zona del Mugello. Questi hanno 100 abbonamenti, quindi ogni abbonamento wireless ci costa alla provincia 55.000 euro. Noi l'abbiamo denunciato molte volte sui giornali, non ho visto nessun magistrato che ha aperto nessun fascicolo. La domanda non è da rivolgere a me, ma da rivolgere alla Procura della Repubblica. In questo caso avranno rilevato che non c'è reato. Certo, penso che forse se avevano dato 55.000 euro alle persone, questi si erano fatti la rete col cavo da sole, andando magari a agganciarsi nella valle. Nella prefazione del dossier parlate di una furbizia studiata a tavolino dalla provincia di Firenze per ottenere il nulla osta alle spese attraverso l'approvazione solo della giunta provinciale eletta direttamente da Renzi, piuttosto che dal Consiglio dove anche voi siete lì all'opposizione. Non solo anche noi, ma anche gli altri che poi che non fanno la giunta, anche gli altri avrebbero potuto giudicare. Tutta Italia, in tutti i comuni, in tutte le province esiste un regolamento per le spese di rappresentanza. L'unica provincia d'Italia che non ha fatto un regolamento è la provincia di Firenze, perché non l'ha voluta portare al voto, ha fatto un voto degli amici di giunta e poi anche loro andavano a cena, avevano le carte di credito anche loro, perché poi diciamolo, no, non è che queste scene le faceva solo Renzi, ma le faceva anche in compagnia, insomma, di tutti gli amici. Non è che spendeva 600 euro per mangiare lui, insomma, se no il fegato gli si spappolava, povero ragazzo. E 600 euro ci sono andati a mangiare tanti e oggi sono nelle sue liste che lo sostengono e che sono amici suoi, amici di ristoranti. Avete raggruppato la documentazione in 6 punti fondamentali. Partiamo da quello che fa riferimento alle spese di rappresentanza di Matteo Renzi. Sì, sono una nota dolente, sono centinaia di migliaia di euro in fiori, in ristoranti, fra cui la carta di credito. Abbiamo
La carta di credito ha un suo sistema in cui praticamente per giustificare le spese si deve portare gli scontrini, e lì abbiamo visto cose interessanti tipo colazione da Gigli a 14 euro, abbiamo visto pizze al Far West, che è la pizzeria vicina a casa sua a Ponte a Sieve, tipo 50 euro, quindi ci andava a mangiare proprio da solo. La rappresentanza, basta una persona vada su internet e legge cos'è la rappresentanza e quali sono i criteri su cui si basa la rappresentanza, che lui non ha minimamente rispettato. Oltretutto ha utilizzato questi soldi per darli a pioggia a centinaia di associazioni più o meno meritevoli. Ricordo bellissima la festa della bistecca, 15.000 euro per la festa della bistecca. Cioè, io va bene, con la situazione economica che c'è in Italia, le famiglie non arrivano alla fine del mese, forse alla festa della bistecca bisognava invitare qualche fiorentino a mangiare perché magari aveva problemi per arrivare a cena. In base alla documentazione che presentate ci sono molte spese fatte con la carta di credito della provincia, davvero incomprensibili se non si considerano nell'ottica di spese ad personam. Sì, uno si paga la colazione con 14 euro la carta, visto che prende 5.000 euro al mese, forse la colazione se la poteva pagare anche con i suoi. Non dico le altre spese, per me il 90% assolutamente ingiustificate, però pagarsi proprio mangiare, cioè la rappresentanza non è mangiare da solo, oppure non è farsi portare i panini e i caffè su quando siamo, questi si pagano con i nostri. Il terzo punto riguarda i viaggi in America, con al seguito tutto il baraccone e di alcuni fascicoli misteriosamente spariti. Sì, sono sparite 2 carte di credito che li si erano bloccate in America, erano rimaste in un fascicolo, sono sparite, c'è anche una denuncia dei carabinieri. Però il fatto è incredibile che questi viaggi in America siano stati migliaia di euro, in un anno ne ha fatti ben 3 con la spesa di 230.000 euro, andando poi a giro per niente, non solo ma agli amici del MIT, questi fanno ora le pensiline intelligenti col bagno schiuma, ci sarà anche la doccia dentro, poi ci sarà lo shiatsu, uno aspetta il tram. Fatto ad hoc per gli extracomunitari. Col tempo si passa ad aspettare il tram e effettivamente ci vuole una pensilina organizzata, culturale, magari anche con dentro con cose per fare giochi e intrattenimenti per i bambini, con la lentezza del servizio, queste pensiline. Comunque al MIT per fare cose stupide, non le pensiline intelligenti, perché non so quanto ci costeranno, perché non sono quantificato, gli abbiamo dato 160.000 euro per dei progetti di cui gridano sinceramente vergogna, come ho definito su una mia intervista, delle super cazzole, pagate ben care dalla provincia di Firenze. Passiamo ora alla società Florence Multimedia, che voi definite un bluff in quanto si occuperebbe solo dell'immagine del Renzi e di ringraziamento da parte dei media attraverso un travaso di milioni di euro alle casse delle concessionarie di pubblicità dei giornali. Tra l'altro, se non sbaglio, se ne sta occupando la Corte dei Conti. Sì, la Corte dei Conti se ne sta occupando perché per fatti normativi, cioè nel senso deve rispettare delle regole che a mio avviso non ha rispettato. Noi abbiamo chiesto più volte documentazione, non ci è arrivato niente, siamo arrivati a ridosso della campagna elettorale e col cavolo ci hanno dato la documentazione. Il fatto problematico su cui sicuramente la Corte dei Conti sono le assunzioni. Risulta che quasi tutte, che sono oltre 20 dipendenti, sono tutti amici o in amicizia o compagni in qualche modo del Renzi e stanno lì non perché hanno vinto concorsi o hanno fatto altre cose, ma solo per semplice amicizia. C'è anche la figlia del direttore del Corriere della Sera di Firenze, la signorina Ermini, che scrive anche sulle cose pubblicate dalla provincia. E veniamo finalmente all'arguta invenzione dell'evento straordinario del genio fiorentino. Anche in questo caso la puzza del bluff è nauseabonda per l'olfatto dei cittadini. Il genio fiorentino e sono stati spesi milioni di euro in iniziative che non portano a nessun risultato, sono sconosciute, fra le quali brilla per conto mio una perla che è i 100 canti di Firenze, che sono organizzati da una società Culter, che l'unica attività che ha svolto in questi 3 anni sono attività legate, nasce nel 2006 solo per fare questa cosa ed è stato dato a questa società variate centinaia di migliaia di euro. Io ho intorno ai 600.000 euro, sono stati dati a questa società per organizzare questi canti. Questa è una società di Prato che risulta domiciliata presso un commercialista, che non svolge nessuna attività perché poi fisicamente li organizzano dei professionisti che lavorano presso un teatro, quindi questa è la dimostrazione di classica presa di soldi dal pubblico per poi girarli attraverso un intermediario ad altri e fanno il lavoro. Quindi la Culter è un esempio di società nata apposta per usufruire di queste spese del genio fiorentino. Io ho chiesto anche su questo lumi al Presidente, ma mi ignora completamente e non mi risponde. Spero un giorno o l'altro qualcuno mi dia qualche chiarimento. Ultimo punto da voi denunciato nel dossier addita come esempio di mala amministrazione la Fondazione Strozzi e vede sul banco degli imputati sia la provincia che il comune di Firenze. In che modo i 2 enti autonomi interagiscono tra loro e con quali finalità?
la Fondazione Strozzi è in deficit di 2,5 milioni di euro ogni anno e noi, la provincia, il comune e la Camera di Commercio li mettono dentro i soldi per una società, un'associazione che fa per ora, in questi ultimi anni, non è riuscita a produrre niente di veramente utile, di veramente interessante, opere, eventi pochissimo conosciuti, eventi un pochissimo risalto, uno l'esempio, quello contromoda, per cui è stato speso 1.400.000 euro e ha incassato 160.000 euro. Quindi anche un analfabeta può fare i conti di quanto questo grande evento, 30.000 visitatori, 15.000 visitatori, una cosa penosa, un solo evento ha avuto un risultato apprezzabile, però purtroppo questa incide per milioni di euro sui bilanci della cosa, senza andare a Firenze quell'immagine che oggi con la crisi del turismo sarebbe necessaria. A parte il direttore è un canadese, di cui non faccio il nome, ma che dirigeva il museo della Lego. Quindi questo è un grande curriculum, penso che dirigere il museo della Lego sia una delle cose più interessanti nella vita artistica di una persona. È un artista, è uno che sicuramente di eventi culturali se ne intende. Fino a ieri montava i giochini di plastica, oggi gli hanno dato in mano una cosa e i risultati purtroppo si vedono. C'è un capitolo di spesa che ha destato grande e comprensibile malumore nell'opinione pubblica ed è quello riferito all'associazione culturale di una nobildonna. La contessa von Rizzoli, una nobile donna che ha questo, molte nobili donne si dedica alla cultura, fa questa manifestazione internazionale a cui partecipano tendenzialmente gli americani. Soltanto se l'era fatta per anni da sola, senza il coso, il Renzi ha pensato di dare 120.000 euro ogni anno per questo premio alla baronessa von Rizzoli, che ha questa cosa molto interessante che è per scrittori che hanno perso l'ispirazione. Poi tutti stranieri, non ci vanno gli italiani, tutti americani che vanno lì. Però il problema è che noi gli diamo 120.000 euro. Forse io, con tutto il rispetto, io vedo che la baronessa potesse continuare a organizzarsela da sola con i propri mezzi, non vedo perché la provincia di Firenze gli debba dare tutti questi soldi. Quando per esempio, faccio un esempio, la Fipili crolla e noi poveri fiorentini stiamo ore in coda. Forse invece alla baronessa von Rizzoli 360.000 euro le avevamo messe sulla Fipili, forse avevamo evitato qualche coda. E sul libro dei conti della provincia, sotto che voce viene messo questo sblocco di denaro? Tutto pubblico? Sotto il Genio Fiorentino, sì. Sempre compreso nel Genio Fiorentino. Genio Fiorentino, Flores Multimedia, spese di rappresentanza. Pensate che il segretario è stato scelto il dottor Palumbo, tutto mi ha querelato, aspetto molto divertente quel giorno in cui vedremo a parlare davanti a un magistrato. Lui aveva 5,5 milioni di euro sul proprio PEG, quindi lui gestiva 5,5 milioni di euro di soldi. Un esempio clamoroso, per tutti quelli che amano il web, noi abbiamo una web tv che ci costa 900.000 euro l'anno. 900.000 euro l'anno per una web tv in cui naturalmente imperversa il nostro mitico presidente, che è praticamente lo showman, ma che faccia le presentazioni, poi fa tutto lui, insomma. Il presidente Renzi ha risposto a queste vostre accuse pensando di denunciarvi. No, mi ha querelato, io sono molto contento, sono molto felice della denuncia. Io lo aspetto davanti a un magistrato, ho pronto alcune tonnellate di carta, quando andremo parleremo delle sue spese e poi faremo giudicare al pubblico e ai magistrati. Io sono molto contento di essere stato querelato. Certo, in politica io, ritengo che la magistratura abbia un suo corso, la politica non ha. Io ho fatto una denuncia politica su base poi anche di documenti che sono stati mostrati, sono anche nel libro bianco, sono una piccolissima parte di quello che è stato fatto. Io ho dato una denuncia a lui, avevano avuto meglio iniziativa di quel che querelare. Devo dire anche che è uno sparatore di balle, se mi querela un'altra volta andiamo, tanto in un processo si fa tutto, perché in Italia come lo stesso processo per lo stesso reato. Lui ha detto, per esempio, fra le tante cose, in America aveva speso solo 28.000 euro. In realtà per andare in America, invece ne aveva spesi per portarsi dietro poi un giornalista, anche per esaltarne le grandi pregi, aveva speso 45.000 euro. Infatti il suo assessore, l'assessore Nardini, quando è stato interrogato ha risposto 45.000 euro. E lui è andato in televisione a dire 26.000 euro e 700, dicendo una bugia senza ritegno. Ecco, avete mai pensato di fare una richiesta a Renzi di incontrarvi davanti delle televisioni? Lui ha fatto una richiesta praticamente ad Achille Totaro, mio senatore, di fare un confronto proprio a Radio Studio 54, è stata la radio che più che altro, da cui ancora tuttora continua a martellare con le sue spese,
però in realtà non dà le date. Achille ha dato altre date, mi ha detto il senatore, e a queste altre date non è stata data nessuna risposta. Io ho chiesto anche alla radio di fare in confronto, di incontrarlo e parlarmi al dottor Palumbo, che è il suo segretario, è una nomina politica perché non è un dipendente della provincia. Io ho detto andiamo in radio insieme, prendiamo le delibere che hai firmato, perché le ha firmate il dottor Palumbo, e ne parliamo. Non ho avuto nessuna risposta, io sono qua, aspetto, ma non credo che l'ha lanciata ad Achille e poi non si fa mai trovare, insomma. Sono le sfide del Renzi queste. Ecco, cosa vuole dire ai cittadini della parte politica avversa? Pensateci, questa è una persona che quando è in provincia, io lo dico e lo affermo con grande certezza, non ha fatto niente, assolutamente niente per i cittadini. Se un cittadino di sinistra mi viene a dire qualcosa che ha fatto il Renzi per i cittadini, non per sé, per il genio fiorentino, per quella cosa, per la cultura, per la Von Rizzoli che non ne aveva poi bisogno, per i cittadini di Firenze un intervento vero fatto a favore della comunità e della cittadinanza di Firenze. Se mi portano un esempio lo voto anch'io. Allora, anche noi di San Lorenzo a questo punto mettiamo a disposizione la nostra telecamerina al Presidente Renzi qualora volesse replicare a queste vostre accuse. Non sono accuse perché le mie sono assolutamente documentarie, queste sono testi, documenti. Se lui può prendere le delibere che ha fatto firmare al dottore con le sue spese e mi confuta il fatto, se mi dice che le ha fatto bene a spenderle, io dico di no ed è un fatto politico. Se mi dice che non le ha fatte come ha fatto per il viaggio in America, questo non è vero, sono firmate, sono scritte, i soldi sono stati presi, sono stati spesi e giudicherà la persona se sono contenti che chi li dirige vada a mangiare in buoni ristoranti tipo Garibaldi. Se la gente è contenta di questo fanno bene a votare. Se si deve pagare le colazioni con i soldi dei fiorentini, certo fanno bene a votarlo. Se lui mi dice che ha fatto bene ad andare con i soldi dei fiorentini a farsi una bella colazione da Gini, io gli dirò bravo, hai ragione, se ti votano, qui votano tutto. Mi sono delle volte meraviglio, non trovo nessuno in città che ha votato per Domenici, eppure ha preso il 60%. Cioè, ma chi l'ha votato? Ma non nessuno, nei quartieri popolari, nei chic, nei shop, e le vincono anche. Io spero. Oggi con i sondaggi, ho visto un sondaggio della Nazione, mi è bastato quello, se si fa le somme non torna nemmeno i conti. A sentire, passando per le strade, si ha un'impressione. Io spero che questa impressione sia vera, perché questo è il peggior candidato, devo dire una bestemmia, la dico, era molto meglio ed è molto meglio Domenici. Quindi il peggio del peggio, viene superato. Sì, viene come superato. Dire, c'è un vecchio detto che al peggio non c'è mai. Non c'è mai. Va bene.